Sono ben 106 i titoli di film, tutti lungometraggi di produzioni importanti, sostenuti dalla Regione Veneto attraverso la Film Commission del Veneto a partire dal 2020, anno in cui è nata, e alla mostra di quest'anno sono 5 i film presenti nel programma ufficiale del festival. È quindi il Veneto grande protagonista dell'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che pur parlando tutte le lingue del mondo ha anche una forte caratterizzazione nostrana. L'impegno della Film Commission nei 5 anni di intensa attività è stato illustrato con modestia ma anche giusto orgoglio dei promotori. La Film Commission che io ho voluto è una Film Commission che investe circa 6 milioni di euro all'anno. Ricordiamo, abbiamo intercettato anche fondi comunitari. E cos'è la Film Commission? Intercetta le produzioni cinematografiche, parla con i produttori, parla con i registi e dice: se venite in Veneto a girare i vostri film, a girare le vostre serie, noi vi diamo una mano. Questo vuol dire che poi in TV, nei cinema, vedremo i paesaggi del Veneto, vedremo storie del Veneto, vedremo territori che sono i nostri territori e ne vedremo un po' di meno di quelli degli altri. L'ho voluta con forza, non ce l'avevamo, eravamo assenti nel mercato cinematografico, oggi lo siamo e i cittadini cominciano a vedere produzioni in TV, pensi alle serie, piuttosto che ai film dove si intravede, si vede il paesaggio veneto e anche nei migliori dei casi storie del Veneto. Vogliamo far sì che la nostra regione possa mettere nelle condizioni ideali chi vuol venire a realizzare produzioni in Veneto, riuscendo anche così a valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre eccellenze culturali e le capacità dei nostri professionisti. Siamo sempre più convinti di avere una strada che ci vede con delle grandi opportunità e la Film Commission in questo ha fatto un grande lavoro, tanto che quest'anno abbiamo ben 5 film in concorso alla Mostra di Venezia che sono stati sostenuti dalla nostra Film Commission regionale. La presentazione è stata anticipata dall'accensione delle torce olimpiche di Milano Cortina 2026. Hanno presenziato all'incontro anche il presidente della Biennale Buttafuoco e il direttore della Mostra Barbera. E in concorso a Venezia arriva proprio Duse, girato molto in Veneto e a Venezia con regia di Pietro Marcello e l'interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi. Quando si parla di cinema si parla forse un po' troppo di risorse, no? Di finanziamenti, perché ovviamente c'è bisogno anche di questo, però la parte importante è vedere la disponibilità della popolazione, il fatto che tutti coloro che sono stati coinvolti nelle produzioni cinematografiche, audiovisive, sono stati sempre aperti, non hanno mai protestato, non hanno mai contestato l'arrivo di tantissima gente, perché c'è un indotto enorme. Nel 2026 è stato annunciato proprio oggi la nascita di un fondo. Nel 2026 aprirà un fondo sviluppo, cioè la prima fase,